Sono ormai salve, spazio dunque ai giovani e alle spensieratezze di fine stagione. Amici di Sportisti di Ciao da Salvo Geraci, siamo live da Luigi Failla di Castelbuono, provincia di Palermo, e super giovane Don Carlo Misilmeri, 27ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. La super giovane torna a casa propria con almeno un altro anno di eccellenza in tasca. Vorrebbe però tornare alla vittoria che manca da 4 partite. Nero-oro sotto la zona playoff, al 6° posto, al 7° c'è il Misilmeri, ancora voglioso di fare ancora qualche punto. Le scelte dei due allenatori, super giovane Castelbuono in maglia e pantaloncini gialli, Bognani passa dal 3-5-2 al 3-4-2-1 in difesa. Sul braccetto di sinistra torna Arenoso dalla squalifica, non c'è però Grandis dopo il rosso a Mazzara contro il Mazzara 46 prima di Pasqua, e allora ancora Palma a destra e Suarez adattato a sinistra, dunque man mano in porta Garofalo, Penisi e Arenoso in difesa. A centrocampo Palma, Hantus, Russo e Suarez, Diallo e Pardo dietro l'unica punta Torres, a disposizione Cicero per quanto riguarda la porta, poi Franchelli, Gesani, Santino Pappalardo che è tornato in squadra assieme a Guarnieri, poi Diego Gentile, Samuele Gentile, Alessi classe 2007 e La Grua. Don Carlo Misilmeri che invece risponde in tenuta biancorossa e pantaloncini rossi. Anche per Napoli ci sono squalificati Cosentino e Cerniglia in difesa, però è tornato Espasa dopo l'infortunio alla spalla. Bertoglio è adattato al centro, a disposizione anche Logerfo e Maltese che partono dalla panchina ad affiancare Matera. C'è Sheriff, l'ex Cus Palermo, alla prima da titolare dopo quasi 3 mesi. Dunque Zummo in porta, Espasa, Bertoglio e Pellegrino in difesa, centrocampo Miliziano, Lavardera, Romano, Federico e Ricciulli, in attacco Matera e Sheriff, in panchina a disposizione Matteo Chinnici per quanto riguarda la porta, poi Scattareggia, Di Spezio, Carollo, Logerfo, Colombo, Giorgio Chinnici, Maltese e Virgì. L'arbitro della partita è Carlo Anelli della sezione di Palermo, un arbitro fortunato con la super giovane Castelbuono, dato che sono arrivate con lui 3 vittorie su 4, con lui alla direzione di gara. Gli assistenti sono Vincenzo D'Alberti della sezione di Marsala e Giovanni Sassi di Trapani. Partita iniziata da quasi un minuto. Tanto sole oggi a Castelbuono, siamo nel borgo delle Madonie. Giornata ideale per giocare a calcio, sono 22 i gradi, temperatura che dovrebbe scendere nel corso di questo pomeriggio, ma poco cambia. Vi sentite in sottofondo i tifosi arrivati da Misilmeri? Sono letteralmente 6, organizzati come al solito con timpani e bandierone al loro fianco. Pochi presenti nella gradinata a cielo aperto del Failla, più gente invece nella gradinata laterale, quella alla destra dei vostri teleschermi. Gestisce palla il Misilmeri, gira proprio adesso lungo la fascia di sinistra dalle parti di Ricciulli, pescato in posizione irregolare. Si ripartirà dunque con un calcio di punizione. Stanno iniziando anche le altre partite in programma questo pomeriggio, ma prima è doveroso citare 2 anticipi di ieri: il 2-2 tra Aspra e Geraci, la vittoria esterna dell'Accademia Trapani in casa del Castellammare per 3-2 questo pomeriggio. Oltre a Castelbuono Misilmeri, in campo Casteldaccia Unitas Sciacca, Folgore Castelvetrano Nissa, Fulgatore Athletic Palermo, il derby di Mazzara del Vallo tra Mazzara e Mazzara 46, infine Oratorio Marineo Pro Favara. Occhio che oggi potrebbe essere la giornata decisiva per la promozione in Serie D. Aritmetica della Nissa, deve però battere la Folgore a Castelvetrano e non è una cosa facile. In più la Pro Favara deve perdere in casa dell'Oratorio Marineo, che contro le big si esalta.
fuori gioco. Gioca palla il Misil Meri e Youssef Sherif prova a sfondare, non può però passare contro il muro del Castelbuono. Qui Zumo deve uscire dopo l'avanzata da parte di Torres. Rimessa laterale per la super giovane e lunga di testa Espasa, oggi tornato dopo l'infortunio, subito titolare. Ha avuto diversi problemi Tommaso Napoli nelle ultime settimane in difesa. Situazione almeno parzialmente ristabilita oggi. Come abbiamo detto in apertura, pesanti le squalifiche di Cosentino e Cerniglia. Di testa Pennisi, mezzo al campo la recupera Federico. Sherif, serve dietro Romano. Ancora la squadra di Napoli a portare palla. 1-2, Ricciulli anticipato, poi cerca di prenderla Antus. Pallone sempre verso la zona di Torres, che prova a scavalcare Espasa con un sombrero. Messo giù, attaccante argentino della super giovane, tra i migliori marcatori di questo girone A di eccellenza siciliana. Stagione ha fatto 16 gol, 11 sono quelli nel corso del campionato, gli altri 5 segnati nella Coppa di categoria, in cui la super giovane ha disputato la finale, persa per 2-0 contro il Paternò a Barcellona Pozzo di Gotto. Cerca di staccare di testa Diallo, poi la conclusione larga di Russo. Le parole di Napoli dalla panchina a Romano: bisogna giocare questa palla. Miliziano protegge palla Suarez, messo giù, calcio di punizione. Il fischio da parte di Ianelli. C'è il Casteldaccia in vantaggio contro l'Unitas Sciacca, il gol di Monti. Casteldaccia 1, Sciacca 0. Pronta risposta da parte dei Granata alla vittoria di ieri dell'Accademia Trapani, che così ha agganciato il Giracci al confine della zona playout. Punizione per la super giovane Castelbuono, batte Federico Arenoso. Parte il suo mancino molto largo, non può sicuramente prenderla Garofalo, adesso sì, quasi vicino alla linea del fallo laterale. La super giovane si prende tutta la rimessa. Di testa Matera, cerca la sponda lì dietro per Ricciulli, chiude Pennisi mettendo il pallone fuori. Questa tra super giovane Castelbuono e Misilmeri è una sfida storica, perché le due squadre per la prima volta
volta nella storia si sono affrontate nella stagione 2015-2016. Era il girone B di seconda categoria. Nel girone d'andata il Misilmeri vinse per 4-0 con la doppietta di Reina e gol di Cosimano e Costa. Altro successo per il Misilmeri nel girone di ritorno. Qui al Failla 5-2, doppiette di Reina e Morello. C'è stato il gol di Buonanno anche. Per la super giovane segnarono Culotta e Norata. Al termine di questa stagione il Misilmeri vinse il campionato e tornò in prima categoria dopo 8 anni dall'ultima volta. Tra l'altro fu un doppio salto quello, perché i biancorossi erano reduci dal ripescaggio dopo un quinto posto in terza categoria. Il rinvio di Mario Mammano, che in questo finale di stagione sarà il titolare nella super giovane Castelbuono, a prendere il posto di Salvo Fagone, che si è infortunato e che molto probabilmente finirà anche di giocare, dato che si parla di un classe 84, quindi praticamente nella zona dei 40 anni. Ancora il Misilmeri, da un lato all'altro. Miliziano mette giù, mette fuori Suarez. Serie di scambi, stavolta la rimessa e per la super giovane Castelbuono c'è il vantaggio dell'Athletic Palermo a Fulgatore, il gol di Caronia, Fulgatore 0, Athletic 1. Lo stacco di testa di Lavardera rimane giù, però la mezzala del Misilmeri. Allora pallone in profondità, in testa a Miliziano, risponde Russo, tocco volante di Romano, il pallone non viene a terra, Sheriff riesce a lanciare Matera, posizione regolare, entra in area, non ha però il pieno possesso, allora serve dietro, anticipato sia Sheriff che Miliziano, ultimo tocco e di maglia gialla, allora rimessa laterale per il Misilmeri, mi sembra avere qualcosina in più in questa prima fase di partita. Ricciulli fermato in piena area di rigore, la riprende Romano, quella giocata di Antus in verticale verso la zona di Santiago Torres, il pallone arriva a Zummo. Per finire il discorso dei precedenti nel girone d'andata di questa stagione, la vittoria invece ha conquistata la super giovane Castelbuono con i gol di Garofalo e Suarez. È stato Matera ad accorciare le distanze. In quell'occasione Raimondo Lucera sbagliò, inoltre un calcio di rigore parato proprio da Fagone. Bertoglio, Lavardera, pallone in profondità, Ricciulli, posizione di fuorigioco con la bandierina dell'assistente arbitrale che si è alzata. Lancio profondo, colpo di testa, si riparte da Riccardo Pellegrino. Matera dietro da Lavardera, passato Espasa al centro della difesa, Bertoglio fa il braccetto di destra, qui però c'è l'avanzata di Miliziano, cade al limite dell'area, c'è il calcio di punizione importantissimo per il Misilmeri, ammonito Arenoso, era diffidato, salterà
la prossima sfida della super giovane Castelbuono. Quella in casa della capolista Nissa. Primo giallo del match e punizione importante per la squadra di Tommaso Napoli. Barriera a 4 per il Castelbuono. La battuta Giuseppe Romano. Parte il suo mancino basso, centrale per Mammano a ingannare la difesa avversaria, il mediano classe 2005. Si è fatto trovare pronto però il classe 2006 Mammano. Russo la alza di testa, la va a colpire Bertoglio. Matera sponda ad allargare di prima verso Miliziano. Punta Suarez, pallone allargato per la Vardera, pallone in area, Mammano respinge ma non trattiene. Nessun problema però, perché André Santos spazia immediatamente e spasa Diallo in attacco. Si va da Pellegrino, finta su Diallo. Non c'è fallo da parte di quest'ultimo, pallone poi consegnato a Zummo. Ci si aspettava un po' il calcio di punizione, non è stato così. Ancora nessun fischio con Diallo a lottare sul pallone. Semplice rimessa per la Don Carlo Misilmeri. Ricciolli, cross a rientrare, allontana Pennisi. Adesso Romano, era spalle alla porta Federico. Sheriff, ancora Federico ad allargare sulla fascia da Ricciolli, cross in mezzo, secondo palo, Suarez ad anticipare Miliziano. Sempre il Misilmeri in proiezione offensiva. Miliziano scambia con Sheriff, il cross più verso l'esterno che verso l'interno, il pallone scorre fuori. Ricciolli di testa, la Vardera, Pellegrino, si ricomincia da Spasa e Bertoglio. Lancio lungo, sale Miliziano, esce Mammano, duello, la prende il portiere della super giovane, applaudito e incoraggiato, dato che ha alle spalle ai propri tifosi. Dicevamo prima di diversi movimenti all'interno della rosa del Castelbuono, parlavamo dei ritorni di Santino Pappalardo e Guarnieri, che oggi tornano a disposizione di Angelo Bognanni, invece hanno rescisso
Antonio Altieri, Lucas Arbia e soprattutto Lionel Beleco, uno che praticamente ha fatto il titolare per quasi tutta la stagione, uno dei protagonisti della favola super giovane in eccellenza. Russo di prima, allontana però la difesa della Misilmeri. Antus allarga a Reynoso, Diallo la mantiene in campo, poi scivola, va a commettere fallo però il classe 2004 spagnolo. Torres riesce la sponda per Diallo che non la prende benissimo, interviene Spasia, l'arbitro adesso fischia e c'è il giallo per Diallo. Ci ha pensato su l'arbitro, alla fine è venuto fuori il secondo cartellino. Sale Ricciolli, ostacolato da Palma. Alla fine il pallone si spegne nel possesso di Mammano. Giro palla della super giovane attesa di avere la possibilità di creare qualcosa di importante. Palma, il colpo di testa utile di Pardo, l'azione non prosegue. Siamo alla metà del primo tempo, è sempre 0-0 tra la super giovane e Don Carlo. Suarez cerca di superare Bertoglio, poi il Misilmeri la mette fuori in calcio d'angolo con la Vardera. L'angolo battuto da Arenoso, attraversa tutta l'area, c'è Garofalo, il pallone esce, l'assistente era lì a 2 passi. Si è arrabbiato Bognanni perché ha notato dell'egoismo da parte di Arenoso dopo che il pallone è uscito, quindi avendo un attimo per parlare con la propria squadra. Matera non la prende,
alla fine la Vardera fa ricominciare l'azione alla Misilmeri, lancio lungo per l'avanzata di Federico, mette in mezzo il tap-in voluto al centro dell'area da Youssef Sherif, fermato sul più bello a un passo dal tiro in porta. Battuta male la rimessa secondo l'arbitro, opportunità sprecata dal Misilmeri. Finisce giù Torres, ma ad ostacolarlo è stato il suo compagno Pardo. In scivolata Palma se la cava in qualche modo il Castelbuono. Antes gira, sale Palma, non ce la fa a prenderla, troppo lunga per lui. Confermato Luca Palma lungo la fascia di destra in casa Super Giovane Castelbuono. Scorsa settimana Mazzara del Vallo contro il Mazzara 46, la sua seconda da titolare. Oggi di nuovo nello scacchiere iniziale di Angelo Bognanni. Scienze importanti anche per farsi notare da parte di Napoli per Youssef Sherif. Occhio man mano, sorpreso, pallone all'indietro, colpo di testa di Pennisi in calcio d'angolo, non si capisce la Super Giovane. A volte l'inesperienza paga. Questo è uno dei tanti casi. Battuto immediatamente il calcio d'angolo, pallone in mezzo, man mano respinge, il pallone stava addirittura entrando grazie al colpo verso la porta di Pellegrino. È stato commesso fallo. Il Castelbuono si salva così con Garofalo a terra. Antus, finta su Sherif, continua il giro palla della Super Giovane, che ancora non si è resa pericolosa dalle parti di Zumo. Vai ragazzi! Palma, lancio lungo verso la testa di Diallo, la colpisce anche Torres. Garofalo con il mancino si tuffa Bertoglio, Rousseau allarga nuovamente, si accentra la Super Giovane, poi conclude col mancino. Eccolo qui, il primo tiro in porta è stato di Torres. Prestato tantissimo nel Castelbuono con Espasa alla fine a commettere fallo. Si rialza Santiago Torres. È stato su il gol dell'ultima partita della Super Giovane prima di Pasqua.
Qui bisogna ripetere la battuta della punizione, bisogna aspettare l'arbitro. Che in questo momento sta parlando con due giocatori della Misil Mary, ovvero Lavardera e Federico. In più c'era anche Pennisi della Super Giovani. La battuta in mezzo di Reynoso di testa, il pallone in calcio d'angolo con Bertoglio a colpirla. La battuta in mezzo, Ricciulli allontana, poi la svirgolata di Federico. Rimane ancora avanti un Super Giovani. Batte il solito Arenoso. Rimessa lunga, cerca di colpirla Pardo, allontana Pellegrino con Zummo comunque attento. Di testa Ricciulli, arriva Sheriff, allontana di controbalzo, ma non c'è nessuno dei suoi, con Matera più allargato verso la fascia di sinistra. Pallone altissimo. Di testa Bertoglio, adesso l'avanzata di Antus, tiro raso terra, immediatamente allontanato dalla Misil Mary. Federico se ne va in fascia, poi si centra questo pallone con Matera, finisce giù assieme a Pennisi. Nel frattempo è 1-1 tra Oratorio Marineo e Pro Favara. Ha segnato Senè per i palermitani, il gol di Vizzini per il Favara. Dunque 1-1 alla Biagio Conte. Cross in mezzo, man mano la prende. Trentaduesimo in corso all'interno di questo primo tempo, sempre 0-0. Messo a terra Garofalo e fallo. La battuta del calcio di punizione di testa Reynoso, ma si aggrappa all'avversario. Stiamo alti, questa è la frase di Bognani i suoi. Vuole stare in pressione e schiacciare l'avversario, che però adesso nella metà campo avversaria. Nessun fallo su Ricciulli.
Diallo, colpo di testa all'indietro, Torres non la vede più, corre Pardo, riprende Spasia, destro-sinistro contro Torres, ma c'è un giocatore a terra. L'arbitro va un po' a vedere le condizioni di Romano. E le due squadre ne approfittano anche per bere, dato che c'è molto caldo oggi a Castelbuono. Ne approfittiamo per fare il recap dagli altri campi. Casteldaccia Unitas Sciacca 1-0, Folgore Castelvetrano Nissa 0-0, Folgatore Athletic Palermo 0-1, Mazzara 46 0-0, Oratorio Marineo Pro Favara 1-1 e ovviamente Super Giovane Castelbuono Don Carlo Misilmeri ancora sullo 0-0. Una decina di minuti alla fine del primo tempo. Pallone consegnato ad Alessio Zummo, lo spedisce direttamente nella zona di Miliziano. Romano, tutto ok per lui, si è rialzato normalmente, ha ripreso a giocare. Il passaggio diretto di Miliziano per Sheriff, adesso il pallone è per Lavardera che si infila, ancora Lavardera allarga a Reynoso a bloccarlo, Lavardera finisce anche giù, tutto ok secondo l'arbitro che adesso ferma il gioco. Gioco molto spezzettato, Alfaila. Stavolta per potersi rinfrescare i giocatori sono lontani dalle proprie panchine. Più Misilmeri che Castelbuono, anche in termini di occasioni, soprattutto la punizione di Romano, ma da segnalare anche lo svarione di Mammano, il portiere della Super Giovane, che stava per farsi scavalcare dal pallone. Cercato Sheriff, posizione regolare, la bandierina stavolta non si alza, trova Pennisi sul suo passaggio, scambia lo stretto attacco di Sheriff dietro per Miliziano, pallone largo, lo va a prendere Federico, bloccato immediatamente da Garofalo, deviazione in calcio d'angolo, la giocata di Youssef Sheriff, arrivato a stagione in corso dal Mazzara 46. Ancora cerca il primo gol con la maglia del Misilmeri. La battuta in mezzo, secondo palo, impossibile da raggiungere. Voleva arrivarci Pellegrino, poi ha dovuto un po' rincorrere. Non è andata bene. Mamma no. Rinvio a mezza altezza, la prende comunque Pardo.
fermato da Bertoglio. Matera vuole giocare con i rimbalzi, la serve a Lavardera, cerca il sombrero su Russo, passaggio di testa, il colpo al volo di Sheriff, in gradinata, ancora in evidenza l'ex Mazzara 46. Occasione più entusiasmante della partita questa qui, fino ad ora. Maglia trattenuta su Diallo da parte di Bertoglio, che protesta immediatamente all'arbitro. Punizione adesso per la super giovane Castelbuono. Va Arenoso in mezzo, cercava Torres, la proposta di Antus, pallone sempre al centro, 2 palleggi e solo Pardo controlla, non c'è il mancino, buona posizione ancora, Pardo insiste da terra, stava staccando Diallo, c'è Ricciulli a mandarla via, super giovane vicino al tiro, Pardo sul più bello si è inceppato, non c'era nessuno a marcarlo. Adesso un altro lancio lungo Lavardera, non la prende, allora allarga tutto Torres, Arenoso, cross a giro, secondo palo, colpo di testa a rischiare l'autogol Ricciulli. Era arrivata la chance più importante per il Misilmeric, anche quella per il Castelbuono, con la differenza che stava per arrivare un autogol. Parte la battuta di testa lontana Matera, il Castelbuono però rimane in proiezione offensiva. Siamo vicini ai minuti di recupero. Sheriff allontana dopo che Diallo ha provato un'altra sponda di testa. Russo senza pensarci 2 volte e spasa il controllo di Romano, ancora Russo, quello tra numeri 4. Torres, ancora Romano, propone Arenoso. Nessuna squadra a gestire il pallone, Diallo finisce giù, non c'è calcio di rigore. Si era girato, caduto immediatamente all'ingresso dell'area, Torres, esterno della rete. La potenza di Santiago Torres, non c'è però la precisione. Man mano rilancia, spazia in fallo laterale, il pallone finisce oltre la recinzione, tant'è che Federico si è arrabbiato. Il pallone deve arrivare dalle panchine. Patto miliziano, Sheriff pressato un po' da Suarez, Bertoglio con più calma da Riccardo Pellegrino, lancio lungo per Miliziano, la prende al volo sì, ma non verso la porta, lotta con Suarez che vince il duello.
Russo, tacco, Suarez evita Miliziano, c'è però l'arrivo di Federico. Suarez insiste, la personalità dell'esterno della super giovane Castelbuono, che si prende gli applausi del Failla. Ha pareggiato l'Unitas Sciacca a Casteldaccia, il gol di Concialdi su calcio di rigore. Casteldaccia 1, Unitas Sciacca 1. La battuta in mezzo, Zummo se la chiama a grandissima voce. Non è una partita emozionantissima, però certe volte possiamo assistere a giocate lampi, per esempio da una parte quelli di Sheriff, dall'altra quelli di Suarez, che un attimo fanno anche battere le mani al pubblico del Failla. Non la prende Pellegrino qui. Nessun aggancio. Di testa Palma, finisce fuori. Sale piano piano il Misilmeri. E c'è la fine del primo tempo, 0-0 tra Super Giovane Castelbuono e Don Carlo Misilmeri. Serve qualcosa per sbloccarla. Un'importante chance per parte. Prima Sheriff, lato Misilmeri, poi Ricciulli ha rischiato l'autogol. Noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora, sempre qui in diretta dal Failla per la ripresa. Vedere dalla maglietta Serie B, ce l'avete fatta? Ma sì, ce l'abbiamo fatta e sono molto contento. Dopo un'annata molto faticosa, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. E noi ci credevamo, pure quando avevamo 7 punti di differenza dalla prima, ci credevamo, quindi il gruppo fa sempre la differenza, perché quando si vincono dei campionati così non è certo la mano dell'allenatore che si vincono solo questi campionati. Anche una cosa all'interno del gruppo, i ragazzi erano uno per l'altro, quindi da lì poi anche io come allenatore lavori anche meglio, quindi adesso ci godiamo questa vittoria e speriamo che in futuro continueremo a vincere. Ovviamente potevano esserci due risultati, o vittoria o pareggio. Non è arrivata la vittoria, è arrivato un pareggio, però questa sfida corona appunto tutto quello che è stato il vostro percorso durante questa stagione. Come ha detto la lei, avete fatto una stagione con difficoltà, ma siamo stati bravi a recuperare. Per la partita di oggi ti posso dire che noi
siamo arrivati un pochettino scarichi, non so perché, infatti anche ora abbiamo esultato, ho parlato con i ragazzi, non lo so quello che avevano, o forse sembrava che già avevano vinto tutte cose. Poi in un campo pure difficile dove non si poteva controllare una palla, dove il pallone scivolava sempre, quindi alla fine quando mancavano 30 secondi, 40 secondi abbiamo deciso di tenere il possesso della palla e non rischiare perché eravamo pure presenti a 5 palle, quindi a volte uno si deve pure accontentare. Merito anche degli avversari, perché facciamo i complimenti a questa società di giovani che ha fatto davvero un'ottima partita contro voi. Ma secondo lei ha potuto giocare un po' l'emotività in questa partita, quindi l'adrenalina di poter raggiungere appunto questo risultato, e quindi anche in campo magari l'emotività è uscita fuori da questi giocatori che sognavano da tutte queste partite la Serie B? Sì, no, motivati. Ovviamente quando giochi una partita di questa, anche se giochi con l'ultima in classifica, se non hai una motivazione rischi di fare brutte figure. Poi capita le giornate storte, che oggi non giocavamo, non abbiamo giocato bene come sappiamo giocare noi, capita il campo e rischi di perdere la partita, quindi i miei ragazzi sono stati grandi e li ringrazierò sempre. Però adesso spazio ai festeggiamenti, appunto sentiamo dagli spogliatoi i cori dei ragazzi. Ovviamente è lecita la domanda farla, ma già si sa, è scontata. L'emozione che si è provata a fine partita, che vedrete appunto nei nostri canali di Sportisili, è tantissima. Ma sai bene che questi festeggiamenti è il frutto di una stagione, di un'annata, di tanti allenamenti, di lasciare le proprie mogli a casa da sole, quindi quando poi raggiungi un obiettivo è giusto gioire così, è giusto. Come appunto dicevo al direttore generale Riccardo Scardina, merito dei ragazzi, ma merito di una società, merito di un allenatore che, anche se è arrivato a metà percorso, è stradato sempre più questa squadra verso risultati sempre positivi, che i risultati l'hanno dimostrato. Sì, però ti dico io una cosa, quando sono entrato dentro lo spogliatoio, la prima cosa che ho detto ai ragazzi è stata io in questa squadra non voglio responsabile, quindi ho detto se perdiamo una partita io non me ne assumo solo le responsabilità, ma le responsabilità ci le assumiamo tutti. Se si vince una partita è la stessa cosa, non è l'allenatore che ha vinto perché è bravo, no, siamo bravi tutti, quindi quando si perde, nel mio DNA, quando si perde non si deve trovare un colpevole, si deve soltanto lavorare, come abbiamo fatto noi. Abbiamo fatto qualche passo falso ma non si è trovato un colpevole, e non ci sarà un colpevole perché poi abbiamo dimostrato che il valore che abbiamo e si è visto alla fine. Solo le grandi squadre possono vincere dei campionati impossibili, perché a 5 giornate alla fine avevamo 7 punti di svantaggio, quindi squadre che ci hanno aiutato, che hanno fermato l'Alcamo è una squadra veramente attrezzata, con degli stranieri che gli fanno la differenza, però ho detto noi siamo un gruppo e il gruppo per me è la forza di una squadra. Un'ultima domanda. Prospettiva appunto per il futuro, si farà la Serie B, secondo lei appunto mister come può aiutare la squadra, così ovviamente come ha sempre fatto, ma cosa ci vuole in più per affrontare una stagione così come appunto la Serie B, perché è un campionato tosto ovviamente. Sì, però ti dico, ma intanto festeggiamo perché è la cosa più importante oggi, e festeggeremo la prossima settimana che avremo una cena, quindi dobbiamo soltanto aspettare. Al momento si vedrà. Poi, come ti dico io, questa squadra per me è pronta per giocare in Serie B, e con qualche innesto possiamo veramente fare un bel campionato, secondo me, perché è una squadra che ad oggi può giocare in Serie B anche. È arrivato il saluto anche dal direttore generale, possiamo chiudere così l'intervista. A loro più precisi, più squadra, più pronti a una partita del genere, perché questo era un po' uno scontro diretto da dentro fuori per il round scudetto. Devo dire che a noi è mancata la continuità di giocare partite di questo livello, perché abbiamo giocato solamente nell'ultimo mese 2 partite, una contro Recco, che è una partita che non esiste, e l'altra contro
il Savona, dove eravamo senza Davide, che ha ricevuto un colpo che per noi è fondamentale, e senza Wooden. Quindi questa è la prima partita che facciamo dopo quanto? 4 mesi senza giocare tutti insieme, una partita fondamentale, quindi ci è mancato un po' la continuità di giocare queste partite qua. Loro vengono da un tour de force di partite importanti dove hanno avuto modo di diciamo, rodare il loro sistema di gioco e sono stati molto più bravi di noi oggi. Ok, Francesco? Ecco Andrea, forse la chiave di volta anche a livello psicologico è stato quel passaggio, rigore sbagliato d'occhione, ribaltamento dell'Ortiglio per il tutto. Sì, devo dire che Tempesti ha fatto delle parate importantissime in un momento di partita dove loro in attacco hanno trovato 2 o 3 soluzioni e noi meritavamo magari di fare gol, ma lui veramente si è messo contro un grande campione, oggi l'ha dimostrato, quindi noi potevamo essere magari più precisi ad operare gli schemi che avevamo provato con Win settimana, ci siamo un po' disuniti quando questi palloni non sono entrati e questo è stato il risultato. Ovviamente ogni sconfitta ha la sua storia a sé stante, quindi è inutile parlare di 3 sconfitte di seguito, però in ogni caso come si riparte, qual è la ricetta? Dobbiamo ricordarci da dove siamo partiti, qual è il nostro obiettivo. Giocare tra le prime 4 era un sogno per come era iniziata la stagione, adesso dobbiamo focalizzarci sul nostro obiettivo, che è quello di arrivare in Europa, a giocare l'Europa anche l'anno prossimo. Abbiamo delle partite importanti adesso, abbiamo Brescia dove possiamo toglierci uno sfizio e andare a dare fastidio a una grande che ancora sta giocando la Champions, e poi abbiamo Trieste qua in casa dove dobbiamo dimostrare che siamo squadra e che abbiamo ancora voglia di lottare fino alla fine. Appunto Trieste potrebbe essere l'occasione non tanto del riscatto perché non c'è nulla da riscattare, ma quantomeno per confermare a voi stessi che potete lottare per le coppe europee. Sì, sarà fondamentale perché poi non è che è finita qui la stagione, adesso anche se adesso arriviamo tra quinti o sesti, c'è da giocare contro squadre che venderanno cara la pelle, quindi è fondamentale rialzare la testa, ricordarci quello che sappiamo fare da squadra, non come singoli, ma da squadra, come abbiamo sempre fatto.
Io mando su... No, ma tu Vai, portale! io sono così. Io gli do una banca. Vai, Ricky! Vai, Fede! È iniziato il secondo tempo di Super Giovane Castelbuono Don Carlo Misilmeri, risultato sullo 0-0 alla Luigi Failla. Un'opportunità importante per entrambe le squadre. Una semirovesciata di Sheriff che è andata fuori di poco. Ricciulli poi ha rischiato l'autogol. Adesso effettua questo cross con man mano che poi di fatto consegna il pallone al Sheriff. Tiro ribattuto, ma l'arbitro ferma tutto con il fischio. Tra l'altro man mano, prima di queste due occasioni che abbiamo citato, si stava facendo scavalcare dal pallone. Alla fine la Super Giovane ha messo in angolo, situazione che ha preoccupato un po' la difesa e i presenti qui allo stadio. Nessun cambio da entrambe le parti. Misilmeri continua a restare nella metà campo avversaria. Super Giovane con il 3-4-2-1 man mano in porta. Garofalo, Pennisi e Arenoso in difesa. A centrocampo Palma, Hantus, Russo e Suarez. Diallo e Pardo. Dietro l'unica punta Torres. A disposizione Cicero per la porta. Poi Franchelli, Gesani, Santino Pappalardo, Diego Gentile, Alessi, Samuele Gentile, Guarnieri e Lagrua. Ancora il Misilmeri. Ricciulli. Cross in mezzo, di testa prova a staccare Matera. Pallone allontanato. Romano. Serve la Vardera, si guarda intorno. Diallo è lontano. Nuovo cross. Di testa Matera non ci può arrivare. E fallo in attacco. Misilmeri con il 3-5-2. Zuma in porta. Espasa, Bertoio e Riccardo Pellegrino in difesa. Miliziano, Lavardera, Romano, Federico e Ricciulli a centrocampo. In attacco Matera e Sheriff. Matteo Chinnici a disposizione per la porta. In panchina assieme a lui scattareggia Di Spezio, Carollo, Logerfo, Colombo, Giorgio Chinnici, Maltese e Virzi. Tiro raso a terra di Torres. Questa è la reazione del Castelbuono in questo secondo tempo. L'arbitro della partita è Carlo Anelli di Palermo, assistito da Vincenzo D'Alberti di Marsala e Giovanni Sassi di Trapani. Diallo intercetta il passaggio del Misilmeri, il pallone finisce sul fondo. Diverse situazioni di questo tipo si sono verificate nel corso del pomeriggio. Ricordiamo che oggi la Super Giovane Castelbuono deve fare a meno di Grandis sulla fascia sinistra. È stato adattato Suarez, a destra gioca Palma. Assente inoltre Di Bartolo per infortunio, oltre a Fagone che ha finito la stagione in anticipo. Invece nel Misilmeri mancano in difesa Cosentino e Cerniglia. Ancora una volta Bertoio adattato, è tornato per Espasia. Sono tornati a disposizione anche Maltesi e Logerfo, che probabilmente verranno impiegati a partita in corso. In attacco c'è Sheriff con Matera. Nel Misilmeri indisponibile anche Pavisic per infortunio, si è operato, ha raggiunto per questo secondo tempo la gradinata centrale del Luigi Failla. E in stampelle l'argentino praticamente ha segnato il gol decisivo contro la Folgore Castelvetrano al 95esimo nell'ultima partita del Misilmeri prima di Pasqua, e si è fatto immediatamente male. Dopo aver segnato ha lasciato il campo e si è preso così questo infortunio.
Romano prova a scambiare con Lavardera, in 2 di testa, provano a saltare Pardo e Diallo. Va avanti il Misilmeri, qui si prende un importante calcio di punizione, sempre con Lavardera. Poco prima dell'ingresso dell'area di rigore. Dagli altri campi situazione invariata. Sempre 1-1 tra Casteldaccia e Unitas Sciacca, così come tra Oratorio Marineo e Pro Favara. 0-0 in Folgore Castelvetrano Nissa e in Mazzara 46, oltre che a Castelbuono Misilmeri. Infine l'Athletic Palermo sta vincendo 1-0 a Fulgatore. Ieri il 2-2 tra Aspra e Geraci e le 3-2 dell'Accademia Trapani a Castellammare del Golfo. Federico sul punto di battuta, va lui alla fine con il destro, bloccato dalla barriera, vai col mancino, il tiro finisce sul fondo. Sta prendendo un po' la piega del primo tempo questa ripresa, con il Misilmeri più pericoloso rispetto agli avversari che hanno cercato di approfittarne in contropiede. Giù Suarez in evidenza con un assolo nel primo tempo che ha fatto battere le mani ai tifosi presenti qui allo stadio. Lo stadio con l'erba sintetica da pochi mesi, un premio dopo la vittoria l'anno scorso della Coppa Italia di promozione siciliana a Modica, e il conseguente salto storico in eccellenza e anche la salvezza. Sheriff Federico avanza piano piano sempre di più verso l'interno, pallone che scorre, non c'è nessuno a calciare verso la porta. Lavardera stava per scivolare, serve Miliziano, area piccola, in mezzo man mano, allontana la super giovane praticamente accanto alla porta, il cross in mezzo, l'ennesimo dal Misilmeri con Sheriff che ha proposto, cerca di riprendersela Federico, finisce per commettere fallo la squadra di Tommaso Napoli. Giù ci è andato Palma e allora punizione. Primi movimenti a bordo campo lato Misilmeri, tutto invariato invece lato Castelbuono. Suarez un po' trattenuto da Lavardera, va comunque avanti, pallone per Diallo, un pochino scordinato, serve Torres che non ci arriva per poco. Palma, duello con Federico, si deve fermare. Palma serve Suarez, calcia da fuori, pallone in tribuna. Un tentativo oltre la traversa per parte in questi quasi 9 minuti del secondo tempo. Lavardera aspetta qualcuno, Bertoglio guarda i movimenti di Matera e Sheriff, la prende di testa Matera. Suarez manda Torres, pallone un po' lungo per il bomber della super giovane. Ricciolli, Romano
abbastanza libero di avanzare Federico. Pallone adesso sulla fascia, Miliziano, doppio passo contro Suarez. Ancora Federico, si inserisce sempre di più, poi evita Suarez fino in fondo, pallone dall'altro lato, stava per entrare il tiro, evitato Suarez, che non è stato un avversario facile prima di questa azione. Si è rialzato il classe 2004. Misilmeri però attacca ancora. Ricciulli la prende. Lavardera, alzata di Lavardera per Ricciulli. Palma libera l'area. Diallo di testa in 2 a terra, la prende Pardo, avanza la super giovane con 3 uomini, da terra Pellegrino, la recupera Pardo, poi si inserisce il Misilmeri in questo mucchio di giocatori che è andato sia a lottare ma anche a cadere nel giro di pochi secondi. La punizione è per il Castelbuono. Antos con il destro, Arinoso con il sinistro. Parte Arenoso, morbido di testa, la chiusura di Pellegrino, calcio d'angolo per il Castelbuono, che adesso può permettersi di attaccare sotto gli occhi dei propri tifosi. La battuta in mezzo, alta, stacca Torres, finisce a lato, ha schiacciato, non trovando la porta l'argentino. Federico Romano, profondità di testa Suarez, pardon, era Palma ovviamente, ha subito il fallo. Eccolo qui Suarez, lancio diretto su Zummo. Partita molto importante per entrambe le squadre, con un super giovane che non vince da 4 partite, ne ha perse 3 in questa striscia. Misilmeri che va avanti, Ricciulli, Sheriff evita l'avversario sinistro in mezzo, doppia deviazione anche in questo caso a rischiare l'autogol. E c'è il primo cambio della partita, sarà punizione per il Castelbuono. Entra Maltese, esce Sheriff, non cambia nulla, con Maltese che dunque torna in campo. Si era fatto male a Fulgatore dopo una decina di minuti, è uscito per infortunio. Oggi torna a disposizione di Tommaso Napoli.
gol in questa stagione con la maglia del Misilmeri, arrivato in inverno dalla Leonfortese. Nessun fallo su Torres, l'arbitro lascia giocare. Pallone morbido, si alza anche un pochino di vento. Il fischio dell'arbitro ha fatto interrompere questa azione. La Vardera si guarda intorno. Romano, verticale, cercava il nuovo entrato maltese, adesso Arenoso, Antus, Russo, Torres la gira, la regala a Romano, c'è il vantaggio della Nissa a Castelvetrano contro la Folgore, il gol di Esposito, Folgore 0, Nissa 1. Nissa che in questo momento non è aritmeticamente in Serie D perché la Pro Favara sta ancora pareggiando a Marineo. In caso di sconfitta, seppur difficile, della Pro Favara e vittoria della Nissa, ci sarebbe la promozione aritmetica dei biancoscudati. Altra punizione per il Misilmeri, che insiste, continua la propria ricerca al gol. Batte la Vardera, barriera 2 per il Castelbuono. Parte la Vardera, secondo palo, man mano si tuffa e la difesa a mandarla via. È ancora viva Federico, sale Miliziano, pallone lasciato dietro a Romano. Ancora i biancorossi a muoversi nell'area di rigore avversaria. Riccioli, la Vardera, cross intercettato da Antus, pallone ripreso da Suarez, poi spazzato nella zona di Diallo. Stop, finisce giù, calcio di punizione. L'arbitro ha estratto 2 gialli nel corso di questa partita, entrambi per la Super Giovane Castelbuono, ad Arenoso e Diallo. Cambio pronto nella Super Giovane, c'è l'uscita dal campo di Pardo, non molto fortunato oggi l'ex Gela FC. Al suo posto è entrato Franchelli, che già il primo pallone lo ha toccato. Pardo è una punta, Franchelli è un centrocampista, anche se le doti offensive ce l'ha. A disposizione sembra però posizionarsi verosimilmente nella zona di Pardo, ovvero quella della tre quarti.
Russo la tocca, Garofalo, adesso Antus gira, Suarez morbido in mezzo, secondo palo, Zummo allunga le braccia e poi rilancia, la prende male Pennisi, c'è per la protezione di Suarez che continua ad andare avanti a proteggersi il pallone contro Miliziano. L'arbitro però interrompe tutto, altri applausi per Darling Suarez. Punizione dunque conquistata dal Castelbuono. La battuta in mezzo, allontana Espasa, Maltese dietro, il pallone per Pellegrino, lancio lungo, riesce a prendere Miliziano con Romano che praticamente ha fatto da ombra e c'è un cambio per il Misilmeri, il secondo da parte di Napoli. Entra lo Gerfo, un altro attaccante, esce Matera. Totalmente cambiata la coppia d'attacco dei biancorossi. Anche lui, Vincenzo Lo Gerfo, è tornato a disposizione oggi per il Misilmeri. Dopo che è stato assente nel match contro la Folgore Castelvetrano. Ricciolli, duello perso con Palma, pallone in verticale per Diallo, anticipato da Luciano Espasa. Ricciolli, c'è il duello con il fischio dell'arbitro. Dato che Maltese si è andato a conquistare questo calcio di punizione e si va avanti così. Tutti ad attaccare tranne Miliziano e Romano, che sono entrambi sul cerchio di centrocampo. Porta la Vardera, alto questo pallone. Punizione non sfruttata al meglio per Ivan Lavardera. La peggiore tra quelle avute a disposizione della Misilmeri. Ancora Torres, va avanti, Torres sfonda tutti, sfonda la rete. La super giovane Castelbuono è in vantaggio con il gol numero 17 in stagione di Santiago Torres. 1-0. Sotto la gradinata dei tifosi del Failla, Torres ha cercato fortemente questo gol, infilandosi in mezzo alle maglie avversarie, sbloccando il risultato. Dedica speciale
per Santiago Torres. Risultato che si sblocca un po' a sorpresa, dato che praticamente il Misilmeri ha fatto la partita con le occasioni. Misilmeri che adesso ha 20 minuti a disposizione, la partita cambia decisamente adesso. Misilmeri che presumibilmente andrà all'attacco per conquistare il pareggio, ma la volontà vera della squadra di Napoli è quella di vincerla. Federico, c'è Palma, Diallo di testa, la prende Riccioli, Pellegrino protegge con la suola, la porta fino in fondo, Riccioli non la mantiene in campo. Secondo gol consecutivo per Santiago Torres. Come detto, aveva segnato settimana scorsa, c'è stata la pausa, prima della Pasqua c'è stata la partita contro il Mazara 46, dunque è passato di tempo. Non mi interessa. Non la fame, è finito giù man mano. Si rialza il portiere della Super Giovani. Napoli sembra preparare qualche altro cambio. Diallo, Torres l'aggancia, ma Espasa è presente. Romano, si ferma la Verdera, ancora Romano. Il Misilmeri aspetta un pallone all'interno dell'area di rigore. Franchelli, pressione fallosa su Pellegrino. Ancora Giuseppe Romano. Alla fine pensa alla conclusione. Dopo tanto possesso da parte sua non ha trovato soluzioni, ha provato direttamente il tiro. C'è cambio nel Misilmeri. Esce Pellegrino, che deve lasciare anche la fascia da capitano, la consegna a Zummo, che a sua volta la consegna a Espasa, ma soltanto per aiutarsi. Esce Pellegrino. Al suo posto Giorgio Chinnici. Non si muove nulla. Ancora una volta dal punto di vista tattico.
In genere è un terzino che inizi. Qui la grande giocata di Luciano Franchelli, che però perde subito il pallone. Allora Espasia manda tra le linee, man mano si prende qualche secondo in più. Il pallone è viaggiato in mezzo a Maltesi e Lo Gerfo, lontano da entrambi. Giocatore a terra. Ovvero Luca Palma. Chiede il cambio all'esterno della super giovane. Zobbica vistosamente. Ha raddoppiato nel frattempo l'Athletic Palermo a Fulgatore. Il gol è di Manfred. Fulgatore 0, Athletic 2. Esce Palma, entra Santino Pappalardo, come detto reintegrato in rosa dopo diverse settimane. È uscito tra gli applausi, accolto tra gli applausi Santino Pappalardo, classe 98. Tra i protagonisti della scorsa stagione nel campionato di promozione, con questa maglia da diversi anni. Vedremo se ci sarà anche spazio per Guarnieri, l'altro reintegrato. Cercano di farsi sentire i tifosi della Misil Mary. Franchelli, entrato bene, lancia Torres, posizione regolare e da solo cercherebbe dell'aiuto, ma potrebbe farsela da solo con la Vardera che spazia cercando il calcio d'angolo. La super giovane Castelbuono non c'è. Il contropiede non sfruttato appieno da parte di Santiago Torres, l'autore del gol che sta decidendo questa partita. Federico Lavardera, passaggio all'improvviso, l'arbitro interviene subito, c'è la doppia ammonizione per Arenoso, super giovane Castelbuono in 10, è espulso il difensore della super giovane, era stato ammonito nel corso del primo tempo. Adesso c'è il doppio giallo, super giovane che per questi ultimi 10 minuti più recupero dovrà soffrire ancora di più. Punizione battuta dalla Misil Mary, che adesso avrà una motivazione in più per raggiungere
il pareggio. C'è cambio per Napoli, entra Virzi, esce la Bardera. Solito spazio nell'ultimo periodo di partita per Francesco Virzi. Quarto cambio per Napoli. Ne ha fatti 2 Bognanni. Federico Maltese duella tanto con Franchelli. Pallone in verticale che sfila, non la prendono in 2 per un motivo o per un altro. La blocca Mario Mammano. Portiere cresciuto non soltanto nel settore giovanile della Super Giovane Castelbuono, ma anche nell'Accademia delle Basse Madonie, nella free time. Non è stata questa la stagione in cui è debuttato tra i grandi, tra i dilettanti, ma l'anno scorso in promozione, tra i pochissimi confermati dal gruppo dell'anno scorso. Ovvero lui e Santino Pappalardo. Nuova punizione per il Misilmeri. Guarda attentamente Napoli i suoi. Pallone per Romano, punta la porta, tiro respinto da Russo, che è praticamente l'ultimo uomo per avanzare. Romano se la riprende. Virzi allarga per Ricciolli. Cross che diventa un tiro man mano. Si è spostato a destra Joao Ricciolli. Siccome Giorgio Chinnici è un esterno sinistro, quella zona di campo è andato lui dopo il suo ingresso in campo. Torres, pallone verso Franchelli, l'arbitro interrompe tutto sotto le solite proteste in seguito a ogni fischio. 6 minuti più recupero a disposizione del Misilmeri. Federico scambiato con Giorgio Chinnici. Romano cerca una soluzione. Squadra di Napoli, Castelbuono chiuso dentro la propria area. Santino Pappalardo mura Ricciolli, pallone verso il centro, deviato in angolo. Napoli ha 3,85 milioni.
La battuta dell'angolo in mezzo, Diallo vicino a staccare, la riprende Bertoglio, lo chiude Pappalardo. C'è un altro angolo per il Misilmeri. C'è il vantaggio dell'Unitas Sciacca a Casteldaccia, il gol è di Cassaro. Casteldaccia 1, Sciacca 2. Risultato importantissimo, ovviamente ancora parziale per la corsa a salvezza. La battuta di Giorgio Chinnici, il pallone sfila, lo prende per l'ennesima volta Romano, stavolta non calcia, allarga ancora da Giorgio Chinnici, il cross in mezzo, esce man mano con il pugno allontana, poi il tiro, ancora Pappalardo, decisivo sullo Gerfo. Fondamentale il ritorno in rosa di Santino Pappalardo nella super giovane Castelbuono. Un paio di interventi decisivi negli ultimi minuti. La trama di questo finale di match è ormai quella. Misilmeri attaccherà fino alla fine. Giorgio Chinnici cade a terra Bertoglio, Russo si la prende. Torres cerca di superare Esposa, cadono entrambi, c'è il fallo da parte di Esposa e punizione per il Castelbuono, una boccata d'ossigeno per la squadra di Bognanni. Batte Garofalo, c'è soltanto Diallo in area di rigore. Franchelli prova a riprendersela, corre Federico, c'è l'intervento falloso di Suarez, ha preso la gamba secondo l'arbitro. Altro ammonito nel corso di questa gara. Cambio nel Misilmeri, l'ultimo per Napoli, esce Romano. Al suo posto Carollo, classe 2006, al debutto in stagione. C'è cambio anche per la super giovane Castelbuono. Esce Torres, applaudito ovviamente dai propri tifosi. Il gol che sta decidendo la partita è quello suo. Entra al suo posto Gesani, classe 2008, che ha già debuttato prima di Pasqua contro il Masera 46. Cross in mezzo, allontana di testa Garofalo, calcio d'angolo. 1 minuto e mezzo più recupero alla fine. La battuta in mezzo, pallone allontanato di testa proprio dalla nuova entrato Giuseppe Gisani. Bertoglio dietro, allarga Miliziano, il cross dentro l'area, colpo di testa a sfiorare l'1-1 da parte di Maltese. Forse non se ne è accorto neanche lui di averla colpita, ha sfiorato il palo. Occasione enorme per il Misilmeri con Salvo Maltese.
infatti che si fanno anche sentire. Siamo ufficialmente dentro il tempo di recupero. Vedremo fino a quando farà continuare l'arbitro. Miliziano, lancio lungo di Federico, largo Giorgio Chinnici, evita Gesani, pallone che sbatte su Suarez, c'è ancora Giorgio Chinnici, passa il pallone, Virgi prova il cross basso e calcio d'angolo con la deviazione conquistata da Carollo. L'arbitro va ad allontanare qualcuno a bordo campo. Qualche protesta. C'era Arenoso che è stato espulso, che stava praticamente entrando in campo, sta guardando la partita vicino alla linea del fallo laterale, praticamente all'ingresso sul terreno di gioco, a fianco della porta. Giù anche Diallo, super giovane che cerca di prendersi quei secondi in più, provando a mantenere il vantaggio. Misilmeri non molla, anche se poco fa è arrivata una grande occasione col maltese. Ricciolli, suola dietro, cross in mezzo di testa, Garofalo in calcio d'angolo. Batte Giorgio Chinnici, pallone in mezzo, salta anche Zumo, colpo di testa fuori di Federico. Decisamente più largo rispetto a quello di poco fa da parte di Maltese. Siamo al terzo di recupero. C'è il vantaggio del Mazzara contro il Mazzara 46 al 93esimo, ha segnato Gomez. Mazzara 1, Mazzara 46 0. Diallo prova ad insistere anche fisicamente, non ce la fa contro Giorgio Chinnici. Scivolata fondamentale o quasi da parte della classe 2008 Gisani. Franchelli, Russo la spazza via per allontanarla il più velocemente possibile. Ultime speranze per il Misilmeri, che gioca anche contro il tempo. Pappalardo in pressione su Ricciolli. Federico più accentrato e Spasia, lancio morbido sul fondo, a metà tra un tiro e un cross anche nelle intenzioni. Misilmeri che sembra non farcela più. Sali Giorgio, sali Giorgio Chinnici rientra, fallo di Gesani e calcio di punizione. Tutti in mezzo, c'è ancora Zumo, parte Chinnici in mezzo, colpo di testa man mano, ancora il pallone dentro, la deviazione vincente del Misilmeri, in mezzo il gol da parte di Federico.
ma è annullato tutto per fuorigioco. Gol annullato a Federico, che l'aveva toccata per ultimo la segnalazione del guardalinee a negare il pareggio al 96esimo al Misilmeri. Incredibile Al Faila. Man mano aveva respinto quel colpo di testa, poi Federico ha ribadito in rete. Gol annullato per fuorigioco. È finita a Mazara del Vallo, il Mazara ha battuto il Mazara 46 nel derby, 1-0. Ed è ufficiale il triplice fischio con sofferenza in 10 uomini. La super giovane Castelbuono batte la Don Carlo Misilmeri grazie al gol al 70esimo di Santiago Torres. Grande rammarico per i biancorossi, che hanno visto annullarsi un gol per fuorigioco con Federico, che l'aveva messa dentro al sesto di recupero. C'è stata la segnalazione del guardalinee, che però ha detto no alla squadra di Napoli. Dunque la super giovane Castelbuono torna a vincere dopo 4 partite, dove non è riuscita a conquistare i 3 punti, e si rilancia un po' sotto la zona playoff. Un risultato che sicuramente dà morale per questo finale di stagione, in cui la salvezza è stata ormai conquistata. Il Misilmeri voleva fare punti oggi, ci è mancato veramente pochissimo. Rimane il 7° posto in classifica. Da capire anche gli altri risultati del pomeriggio, con le partite che stanno finendo. La super giovane adesso va a prendersi gli applausi della propria gente. Il gol numero 17 di Santiago Torres con la maglia della super giovane Castelbuono. Gli applausi del Failla. Il gol di Torres voluto in quell'occasione, perché si è infilato in mezzo a 2 avversari, ha concluso potente, ha battuto Zummo in una partita difficile, perché la super giovane ha sofferto, ha subito tanto, ha rischiato anche di farsi male da sola, perché man mano nel primo tempo stava per farsi scavalcare da un pallone. Nota di merito a Santino Pappalardo, che è stato fondamentale in 2 contrasti nel negare azioni offensive da parte degli avversari. Lui che è stato reintegrato in rosa. Intanto parla il Misilmeri, nello specifico Zummo, con il gruppo dei tifosi che è arrivato fin qui nel Borgo delle Madonie. C'è stato il gol del Fulgatore nel recupero, la partita però è finita, ha vinto l'Athletic Palermo 2-1. Giustamente in casa Misilmeri c'è tanto amaro in bocca per il gol annullato a Federico. Esulta con rabbia tantissima la super giovane Castelbuono, che adesso dovrà affrontare la capolista Nissa nel prossimo weekend a Caltanissetta. Misilmeri che invece ospiterà il Mazara, che oggi ha vinto e che ha lasciato l'ultimo posto in classifica. Adesso l'ultimo in classifica è l'Aspra. Mazara in zona playout a -1 dal Fulgatore, a 21. Da attendere gli altri finali, con lo Sciacca avanti a Casteldaccia 2-1, la Nissa avanti a Castelvetrano 1-0, sempre 1-1 tra Oratorio Marineo e Pro Favara. Quel gol di Federico, che è stato annullato
farà adesso molto discutere. È finita, Castelvetrano ha vinto la Nissa 1-0, e da confermare ancora però il risultato di Oratorio Marineo Pro Favara, con una promozione aritmetica che non può essere certa, dato che la Pro Favara non sta perdendo. E infatti, stando alle cose attuali per come sono adesso, alla Nissa basterà un punto la prossima settimana proprio contro la Super Giovane Castelbuono per festeggiare davanti ai suoi tifosi. È tutto dal Failla, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.